non sappiamo chi è, nel caso di Donald Tusk è un polacco, ma andiamo con grande velocità. Questa puntata che si annuncia molto molto piena e quindi ha bisogno di un ritmo mica male, quindi se potete statemi dietro, altrimenti utilizzatemi come sottofondo che andrà benissimo lo stesso. Però se siete attenti continuate a esserlo ancora per qualche secondo, perché il nostro primo ospite è Alessandro Folli, il presidente del consorzio Est Ticino Villoresi. E secondo voi perché lo chiamiamo? Lo chiamiamo perché c'è un'importante iniziativa che è la messa in sicurezza della diga del Pamperduto all'interno del parco del Ticino, ed è veramente una riqualificazione che poi potrete andare a toccare con mano molto molto presto. Però facciamo spiegare quello che è successo proprio ad Alessandro Folli, presidente del consorzio Est Ticino Villoresi. Buon pomeriggio, Folli. Buon pomeriggio a lei e ai suoi ascoltatori. Allora, Folli, che cosa avete combinato con la diga del Pamperduto? Beh, diciamo che abbiamo messo così all'opera quella che è la laboriosità lombarda, no? In questo momento dove i grandi giornali giornalmente scrivono che insomma la politica, l'amministrazione va tutto male, credo che in questa operazione di messa in sicurezza della diga, dell'inaugurazione della diga e delle sue infrastrutture, il Museo Italo-Svizzero finanziato dal Canton Ticino, dalla Regione Lombardia e da parte nostra, la riqualificazione del vecchio casello di misurazione delle acque trasformato in un ostello. Diciamo che queste sono le parole dell'assessore Parolini, il quale ha detto questo non è un ostello, questo è un 4 stelle, e quindi per le persone che arriveranno avranno la possibilità di sostare, dormire in una zona estremamente tranquilla. E poi la chicca è stata quella della riqualificazione di una vecchia struttura che era un'officina all'interno del bacino, e lì è stato costruito e sistemato il Museo delle Acque Italo-Svizzero. Oggi abbiamo avuto i complimenti da parte delle autorità svizzere, le quali hanno detto che qui in Italia ci sono anche delle persone, ci sono degli enti che sono tipicamente svizzeri, quindi per la puntualità, per gli interventi, per la messa in sicurezza. Se si pensa che nel 2005 quella diga stava per rovinare e quindi con qualche problema per l'irrigazione di 7 province, 294 comuni, 4.000 chilometri di canali, credo che oggi io sono pienamente soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto. In più abbiamo messo e varato la barca con 40 posti, è una barca ibrida che è stazionata sul bacino del Pamperduto ed è quella che dovrà collegare Locarno, Venezia, Milano. Questo è un altro tassello che si parlava da circa 100 anni di questo collegamento. Ebbene, oggi sta diventando una realtà. Allora, un passaggio per andare in questa direzione, ossia muoversi sulle acque, un po' come in Apocalypse Now, ma invece in un contesto cisalpino. Abbiamo pochi minuti, Folli. Ricordiamo una cosa: la fruizione turistica di tutto questo che ci hai raccontato in questo momento si può fare soltanto prenotando, ma a breve invece ci sarà un bando di gara in cui verranno affidate queste strutture, e quindi si potrà andare liberamente, esatto? Certo. Allora diamo quest'ultima informazione, che è: se volete essere i primi ad andare nel Pamperduto, e vi assicuro che non è tempo perduto per restare in tema, il numero da selezionare è lo 02 48 56 1301, ripeto 02 48 56 1301, per andare a vedere davvero delle bellezze che uno
per andarli a vedere spesso fa chilometri e chilometri, valica continenti, e invece così si scopre che sono proprio vicino casa. Quindi se volete sentirvi un po' protagonisti di un Apocalypse Now in versione molto più tranquilla, molto più cisalpina, la diga del pan perduto fa per voi. Io ringrazio il presidente Folli, che dobbiamo salutare perché abbiamo una puntata arrembante, ma mi raccomando, voi che siete stati attenti, non perdete questa occasione importantissima. Grazie mille, presidente. Grazie a voi e grazie ai vostri ascoltatori. Grazie mille, ci sentiremo presto per approfondire questa storia che ora mettiamo lì e facciamo un piccolo brano musicale perché stiamo per passare ad un'altra storia che si ricollega in qualche modo al tema della puntata di oggi. Il tema della puntata di oggi che trae origine non solo da un anniversario, l'anniversario del 22 aprile 75, quando il Parlamento aveva approvato il nuovo diritto di famiglia, ma anche da qualcosa che succederà domani, perché domani con il passaggio alle Camere sarà effettivamente legge il divorzio breve. Di tutto questo iniziamo a parlare, iniziando da dove secondo voi? Dai cani e dai gatti, quindi non perdetevi il prossimo intervento. Capita spesso di raccontare anche come sia necessario, quando si vive una crisi economica, un problema di disagio reale, ossia quello che vi porta il 22 di aprile a farvi i conti in tasca e risparmiare anche i 50 centesimi, quando si parla di questo disagio reale è importante però riuscire anche ad avere quegli aspetti di una vita che fanno la differenza tra un regime di sopravvivenza e di miseria a una vita comunque dignitosa e con delle gioie. Una delle cose che sicuramente sono importanti in Italia, nel bene e nel male ne parleremo, è la presenza degli animali domestici. Per questo partiamo da qui. In Italia sono presenti qualcosa come 6 milioni di cani e 7 milioni di gatti. Più c'è un numero altrettanto ampio, sempre sui 7-8 milioni, questa è la stima, tra roditori, rettili, pappagallini, insomma, avere un animale in casa è un qualcosa che è anche stato studiato e se anche c'è stato bisogno insomma, di scoprire quest'acqua calda, un qualcosa che fa bene anche ai bambini, che gli permette di entrare in relazione con delle creature che sono molto più stimolanti di tanti schermi che invece affollano le loro esistenze. E quindi come si fa però se mancano i soldi a fine mese? Perché certo un figlio costa, ma anche un cane, anche un gatto non costa poco. Ebbene, c'è un'iniziativa anche per le persone che vogliono avere un animale domestico, anche se ovviamente hanno dei problemi di tipo economico. Ebbene, ce la racconta in questo momento Luigi Griffini, dovrebbe essere in onda con noi. Buon pomeriggio Luigi Griffini.
Sì, buon pomeriggio, grazie. Che è il presidente di Balzoo, Banco Alimentare Zoologico Onlus. Non confonderei questa iniziativa con un'iniziativa rivolta solo ai cani e ai gatti, ma l'obiettivo che si pone appunto Balzoo è quello di dare un sostegno alle famiglie in difficoltà economica che hanno problemi nell'alimentare correttamente il cane e il gatto, ed è un modo per aiutare le persone attraverso l'animale, se non ho capito male. Ma lasciamocelo spiegare proprio dalle parole di Griffini. Sì, grazie dello spazio. Tu hai già spiegato diciamo in maniera abbastanza dettagliata quello che è il nostro progetto. Noi ci rivolgiamo a tutti coloro che oggi vivono in una condizione di difficoltà che è sempre maggiore perché la crisi economica è sotto la luce, sotto gli occhi di tutti. Oggi il 55% delle famiglie italiane ha un animale domestico, e di questo 55% oltre il 20% è sotto la soglia di povertà. Questi sono dati ufficiali e quindi ci troviamo di fronte a migliaia e migliaia di persone che non riescono neanche a pagare l'affitto di casa, non riescono neanche a pagare la bolletta del gas o della luce, figuriamoci a mantenere un cane o un gatto che comunque è un costo. Ma siccome noi partiamo dal presupposto che un cane o un gatto è parte integrante della famiglia e come tale deve essere trattato, è per noi fondamentale e moralmente rilevante sostenere queste persone, perché queste persone non abbandonerebbero mai il loro cane o gatto, ma anzi sono persone che sono state abbandonate loro stesse dalle istituzioni, dai loro comuni, dalle province e dalle regioni. E questo perché? Perché quando sono in difficoltà vanno in comune a chiedere sostegno, a chiedere aiuto, e il comune non sa cosa fare perché c'è la spending review, quindi non ci sono più soldi, e quindi questa persona si ritrova a non sapere come fare per alimentare il proprio compagno di vita, il proprio compagno a quattro zampe. Ecco Griffini, questa diciamo è la spiegazione di quello che fate come Banco Alimentare Zoologico, ed è qualcosa che sicuramente va ad aiutare concretamente tante persone, forse non nell'arrivare alla fine del mese in modo così brutalmente detto come sostegno economico, ma anche per aumentare, diciamo così, e migliorare la qualità della vita, come ci eravamo detti prima. Ricordiamo che voi comunque avete un sito internet, giusto, che è www.balzoo.it, quindi chi volesse partecipare, chi vuole condividere anche l'amore per gli animali trova un riferimento in più in una associazione che secondo me ha questo pregio, quello di coniugare l'amore per gli animali a un contesto sociale ben preciso e non così a farne un'astrazione anche un po' schizofrenica. E su quest'ultimo punto io volevo così interrogarla, Griffini, con la tranquillità che non c'è una risposta esatta alle domande che le porrò, però sono secondo me cose che stanno nel pensiero di questo periodo. Se lei è disponibile le faccio un paio di domande. Sì, certo, volentieri. Allora, la prima è questa. In apertura ho detto che in Italia ci sono tanti cani quanti bambini, e lo stesso vale per i gatti, perché sono 6 milioni i cani in Italia, 7 milioni i gatti, e i bambini, compresi maschi e femmine, in Italia presenti oggi sono 6 milioni 163 mila, quindi ci sono più animali domestici che bambini. Questa secondo lei è una fortuna per i bambini, che vuol dire che ogni bambino ha un cane e un gatto e c'è una forte sensibilità, oppure ravvede che c'è in questo momento anche una sostituzione di quella che è il bambino con l'animale domestico? Ma guarda, noi partiamo dal presupposto che il cane o il gatto è parte integrante della famiglia, quindi non c'è una stretta relazione fra il numero di bambini e il numero di animali domestici. Se noi guardiamo le statistiche, molti animali domestici sono proprio di proprietà di persone anziane, persone che spesso sono rimaste sole, persone per i quali il proprio gatto è veramente un compagno ed è un affetto di vita, e soprattutto queste persone a cui noi ci rivolgiamo che sono veramente oggi in difficoltà. Non confondiamo mai l'essere umano con l'animale. Molto spesso l'animale è migliore di noi, ma concettualmente facciamo parte della stessa famiglia. Quindi i numeri che mi citavate sono corretti, ma non li confonderei su una statistica ben precisa.
Ecco, questa è diciamo una risposta, ma sono diciamo così, è un animarsi, no, del dibattito, perché quando si parla di cani e gatti, da una parte viene evidenziato il fatto che abbia un'importanza sempre maggiore, come ha detto lei, parte della famiglia, e alcuni ritengono che sia un altissimo grado di civiltà che abbiamo raggiunto, anche estendendo alcuni diritti addirittura ai cani e ai gatti che sono stati recentemente riconosciuti come esseri senzienti. Per altri invece è un sintomo di una decadenza che viene associata alla cosa demografica, al dato demografico. Mi sembra un'associazione che lei rigetta, perché questa mi è sembrata la sua risposta. Non c'è una risposta esatta. Io infatti le ho fatto questa domanda anche per ribadirla e rilanciarla a chi ci ascolta al 346 64 277 56, se volete mandare qualche sms così tranquillamente, insomma, raccontateci da che parte state, se state per l'una o per l'altra campana, oppure se avete una vostra visione che prescinde e trascende così i due orientamenti che vi ho detto. L'ultima domanda invece, tornando sull'attività di Balzò, un banco alimentare zoologico, che faccio al presidente Griffini, è questa: chi invece a casa ha già deciso ed è già d'accordo con lei, è possibile che insomma, possa dare una mano a questa associazione, e se sì, come? Sì, le persone di buona volontà che amano sia gli animali ma anche gli uomini, perché noi aiutiamo uomini e animali a vivere insieme, possono aiutarci facendo i volontari per la nostra associazione, quindi non chiediamo grandi risorse di tempo, ma è sufficiente qualche ora alla settimana per poter aiutare. Cerchiamo ovviamente persone che ci diano anche del sostegno economico con delle piccole donazioni, perché noi l'anno scorso abbiamo distribuito 500.000 di pasti, e dico 500.000 che sono tanti. Ovviamente questi pasti sono stati comprati, sono stati raccolti attraverso le nostre raccolte alimentari, e quindi comunque il sostegno economico è importante, e anche divulgando la nostra iniziativa, perché credo che divulgandola oggi chi è in difficoltà può conoscere che ci siamo noi e quindi chiederci aiuto. Volevo approfittare dell'occasione per citare una situazione che proprio è successa ieri. Una persona di Varese, 63 anni, ha perso il posto di lavoro, non ha più potuto pagare l'affitto del suo monolocale, giovedì, cioè domani, verrà sfrattato, ha un figlio di 40 anni e un cane di 8 anni. Lui non può andare al dormitorio perché al dormitorio non accettano il suo cane, lui piuttosto preferisce vivere su una panchina ma vicino al suo animale domestico. Questo è significativo per dire quanto un uomo può amare il proprio cane, e nessuno aiuta questa persona. Noi ci siamo attivati subito, abbiamo contattato Ruggero, il nome di questo signore, e lo aiuteremo economicamente, gli daremo del cibo per il suo cane, e lui è disponibile a qualsiasi lavoro pur di avere una stanza da condividere con il suo cane di 8 anni che ama molto. Dobbiamo aiutare queste persone, dobbiamo aiutare questi italiani che si trovano in difficoltà. Grazie. Ecco, mi permetto, Griffini, perdoni, mi permetto, facciamo nostro anche questo caso, pur nella sua particolarità, ma è esemplare di una condizione che purtroppo riguarda tante persone. Quindi io chiedo a Roberto Colombo, se dovessero arrivare delle telefonate allo 02 66 20 35 29 di persone in provincia di Varese, insomma limitrofe, che mettano a disposizione un monolocale per questa persona, insomma noi poi facciamo in modo di comunicarlo a Luigi Griffini. In questo momento abbiamo le linee chiuse perché stiamo un po' correndo con la scaletta, però se dovessero arrivare delle telefonate prendi il numero. Scusi Griffini, stava dicendo? Sì, volevo concludere, visto che voi avete i vostri tempi, non voglio essere prolisso, ma noi abbiamo lanciato proprio in questi giorni un'iniziativa che rivolgiamo a tutti i sindaci volenterosi della nostra regione, ma di tutta Italia, che hanno a cuore i loro cittadini e che hanno a cuore i cani che sono purtroppo rinchiusi nei canili municipali. Abbiamo lanciato un appello e diciamo: sindaci, contattate noi del Banco Alimentare Zoologico, perché noi siamo disponibili
di fare una campagna di sensibilizzazione affinché per ogni persona che adotta un cane nel canile comunale, noi gli pagheremo, gli forniremo il cibo gratuitamente per 6 mesi. In questo modo gli animali che sono abbandonati nei canili potranno avere una famiglia e un futuro. In questo modo i comuni risparmierebbero tanti soldi, perché un cane costa 1.000-1.500 euro all'anno di mantenimento, e potrebbero utilizzare questi soldi per il bene comune. E quindi questo vedete è un appello come che lancio, e anche se i sindaci e gli assessori ascoltano Radio Padania, noi siamo disponibili a fornire il cibo gratuitamente per 6 mesi a chiunque adotta un cane nel canile. Grazie mille a Luigi Griffini, insomma penso che siamo riusciti a darvi anche un'idea di questa associazione, che non ci è sembrata un'associazione come le altre proprio per la capacità che ha di operare in maniera sistematica e non settoriale, come molto spesso capita quando si parla di cose che vengono relegate alla voce animalismo, punto. Qui invece siamo in un qualcosa che davvero può migliorare concretamente la vita delle persone. Non sono gli unici, però insomma loro ci sono sembrati abbastanza seri da farveli conoscere. Grazie mille a Luigi Griffini. Grazie a voi e ai vostri ascoltatori, buona Padania. Grazie mille. Beh, insomma, a quanto pare questo saluto finale è anche ampiamente dei nostri, io non lo sapevo questo, e comunque diamo conto di questo. Gli ho fatto anche quella domanda a cui state rispondendo per SMS, perché in qualche modo io devo provare a collegare questi argomenti con l'argomento del giorno. L'argomento del giorno è il fatto che da domani c'è il divorzio breve e quindi c'è un cambiamento nel diritto di famiglia. È un cambiamento fortemente rivendicato dal governo Renzi. Dopo il GR e dopo la pubblicità ne parleremo con degli ospiti, ma prima voglio sapere cosa ne pensate voi, sia riguardo ai cani e ai gatti, se stanno sostituendo i bambini oppure se sono semplicemente un qualcosa in più che non va legato al dato demografico. E ci state scrivendo, continuate a farlo al 346 64 27756, oppure in seconda battuta cosa ne pensate di questo divorzio breve. Se già avete un'opinione consolidata, per ora le linee sono chiuse, però ci sono gli SMS al 346 64 27756. E adesso, come invoca peraltro Giovanna, mandiamo una canzone di Madonna che neanche a farlo a caso, insomma ce l'avevamo già pronta qui, quindi vedi che ci leggiamo nel pensiero. Cara Giovanna da Voghera, arriva Madonna.
lui è strettamente correlata a questa passione virale, dice lui, per cani e gatti, con la questione del calo demografico, perché è una sostituzione più economica e meno impegnativa. Per altri invece, come Rita, ci scrivono: più conosco le persone, più adoro il mio cane, mentre Ivan fa notare che piuttosto andrebbe legata alla questione dei posti di lavoro, perché un padre di famiglia è come un piccolo imprenditore e deve risparmiare. Una babysitter costa, un cane fa la guardia ed educa i figli, a volte anche meglio, è quello che ci scrive Ivan. Chiaramente era solo un pretesto per collegarmi alla questione del diritto di famiglia, non dobbiamo trarne, diciamo, conclusioni epocali. Tra poco però pubblicità e GR, e lì sì, i fatti saranno fatti. Dopo ancora Rebelotto. Le tue notti sono troppo corte e le tue giornate troppo lunghe? Gli effetti sul tuo viso ora hanno i giorni contati. Vichy ti invita in farmacia